Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Semmi, signori, buongiorno. Sono Albino che vi trasmette, sì, ho fatto anch'io radio, però nel 1976, infatti cominciavo, ragazzi, buonasera, sono Albino che vi trasmette dalle frequenze di Radio Rivoli, questa sera abbiamo per voi, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque niente, a parte tutto, quando dicono starai fresco, è vero, in questo momento sono le 7:20, qui da me ci sono 20 gradi. Andiamo da signori, prevedono che oggi arriveremo a 32, comunque per adesso mi devo godere il fresco, devo andare a fare dei lavori fuori, quindi va bene così. In cose importanti relative alla politica, guarda, l'unica cosa, quella massa di buffoni sinistrodi hanno trasformato il Parlamento in una curva da stadio, una cosa vergognosa, buffoni, ma proprio una massa di buffoni, si dovrebbero vergognare. Quello è un Parlamento, è il luogo e l'istituzione più importante del nostro paese e la trasformano, sembrano quei tifosi ignoranti e zotici che non sanno altro che parlare di pallone, ma vadano a correre in bicicletta, va, per cortesia, una vergogna. Comunque va bene, dai. Ancora un saluto, mamma mia, vabbè, mi sono alzato anche da poco, sono ancora un po' rincoglionito e rintronato. Ciao ciao. Scusate, ma sono alzato da poco e sono un po' rincoglionito. Anche Simone, sbadigliano tutti. No, perché se sbadigliate voi, lo sapete, no? È qualcosa che poi si trasmette, lo sbadiglio, come nelle caverne, gli uomini, le donne sbadigliavano perché poi ci si passava questo momento dicendo adesso è ora di dormire. Il problema è che sono le 7:32, adesso non è più ora di dormire, sveglia, anzi, vivete questi momenti bellissimi perché la temperatura è ancora fresca, perché oggi ci dovrebbe essere picco, il picco famoso. Prima di tutto un saluto alla Sardegna, dove si sfiorano addirittura i 50 gradi, ma non stiamo esagerando con queste menate sulle sai che sono i gomblottisti che dicono il contrario. Ultimamente non vi sento, gomblottisti, siete morti di caldo. Fatto sta che dovrebbe essere l'ultimo sforzo. Lo dico soprattutto per gli anziani, ragazzi, il mio pensiero va a voi. Mi raccomandi, sopportiamo, mangiamo roba fresca, insalata, quelle cose, la pasta asciutta, pasta fredda, cerchiamo un attimino l'anguria, tanta anguria. Ultimamente ho mangiato davvero delle buone angurie, ho scoperto che mio figlio Elia, quando gli dice anguria, corre subito e davvero a qualunque ora del giorno o della notte, anguria, e lui si sveglia, dov'è? È pazzesca sta cosa. Dovrebbe essere l'ultimo picco e poi dici ne arriva un altro. Nel weekend addirittura la temperatura potrebbe scendere di 10-15 gradi. Sarà vera sta cosa. Fatto sta che ieri ha fatto qualche temporale in Brianza, spero non danni gravi, ma non mi pare, e dalla mia parte, lo sapete, io sono a Betlemme, la Betlemme della Lega Cassano Magnago in provincia di Varese, 2 gocce, ma proprio 2, tanto per dire è passata una perturbazione, era tutto scuro, nessuno. Buongiorno, sono Sammy Varin, c'è Simone in regia, siamo tutti qui per voi, anche oggi siete in tantissimi e devo davvero ringraziarvi perché si è formato un gruppo d'ascolto gigantesco negli anni. Cosa sono? Poco più di 2 anni, più o meno, 2 anni e mezzo che compongo quotidianamente la rassegna stampa di Radio Libertà, la trasmissione più ascoltata di Radio Libertà. Sarà per l'orario, perché comunque a quest'ora ci si sveglia, si comincia a lavorare, si va in ufficio e la nostra radio è multipiattaforma. Cosa significa? Che ci potete ascoltare sulla radio della macchina, nella banda DAB, in tutta Italia, siamo una radio nazionale, ma ci si ascolta sull'applicazione del telefono, la si scarica dallo store e praticamente ci seguite in qualunque momento. Sul sito radiolibertà.net, ma sono tantissimi che ci seguono su Facebook, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e qui naturalmente un saluto dal cielo durista Sammy Varin, tessera RIA
non Riyadh come qualcuno ha scritto, che Riyadh mi sembra un po' più orientaleggiante, Ria con 2 A, è il fiume in piena, era roba che inventava il nostro capo Umberto Bossi, ragazzi, sacro Bossi, che verrà celebrato proprio questa settimana alla festa della Lega in provincia di Bergamo, poi ne parliamo. Torniamo alla situazione ascolto, pagina Facebook di Lega Salvini Premier, in qualunque momento del giorno o della notte, ci cliccate, oltre naturalmente a essere aggiornati sulla politica, c'è la rassegna stampa di Sammy Varin, quindi la si può ascoltare, guardare, ma soprattutto inviarla a parenti o amici, perché se dico qualcosa, e lo sapete, io qui dico cose che gli altri non dicono, ad esempio tu dici oggi parlerai di legge elettorale, di preferenze, eccetera. No, non ne parlo. Scherzo, ne parlo, ma poco. Cerco di mettervi sul tavolo gli argomenti che gli altri lasciano in un cantuccino, in un angolino, perché oggi tutte le menate su tutti i canali saranno proprio le diatribe. Ecco che litigano al governo, questa sera cade il governo e adesso Vannacci se la fa con la Meloni. Punto, ecco, già liquidato la situazione. Cerchiamo di mettere altro sul tavolo, per cui se dico qualcosa che voi che mangiate pane politica giudicate interessante, schiacciate condividi sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier o di Radio Libertà e inviate questa rassegna stampa a parenti o amici. È importantissimo, perché sono argomenti, ribadisco e discoriba, difficili da trovare nelle altre rassegne stampa. Poi, chiaro, sul sito di radiolibertà.net trovate la diretta audio-video e c'è il podcast, anche quello lo potete scaricare e riguardarvelo, rivedervelo quando e come volete. Caro Sammy, prova l'anguria con un pizzico di sale, è buonissima. Ecco qua. Vorrei chiedere a Simone, che è un intenditore, l'anguria con un pizzico di sale. Sta dicendo, ma che cazzo dici? Fabio, io giuro non l'ho mai provata con un pizzico di sale, mi sta guardando per dire questo è un poveretto. Fabio, chiaramente io ti amo, ma la propongo a mio figlio, che anzi non glielo dico, ce lo metto sul sale, poi gliela faccio provare. Ti dico la faccia che fa, se vuoi gli faccio una foto e poi dopo me lo dite per favore se è una roba che ha inventato Fabio Di Crema questa mattina, l'anguria con un pizzico di sale. Che cosa può accadere? C'è il WhatsApp, lo avete capito, mentre io parlo stanno arrivando già i messaggini di prima mattina e io sono contentissimo, perché come essere in compagnia, hai capito? Io sto parlando davanti a un microfono, c'è Simone che mi guarda e so che a casa, in auto, al mare, in montagna, al lago siete in migliaia e migliaia. Potete scrivermi in qualunque momento, io apprezzo, ma soprattutto leggo i vostri messaggi ogni mezz'ora. 340 6709 659. Non ho detto che questa rassegna va in replica la sera dalle 20 alle 21, il meglio o il peggio della rassegna stampa. Signore e signori, vi siete meritati il nostro e vostro quotidiano di riferimento, che purtroppo non è più l'Unità da qualche tempo, non più in edicola. Aspettiamo sempre che il PD la compri, ma non sta pensando all'Unità il PD, signori. Allora al posto dell'Unità vi leggo la prima pagina de Il Manifesto, quotidiano, tutti in coro, comunista. E attenzione, perché a proposito di quello che sta succedendo alla Camera, qui ognuno dice qualche cosa, tutti è il contrario di tutti. In questo momento il Manifesto, ad esempio, mette in prima pagina Vannacci di spalla, con tanta gente che lo acclama. Qua, se non erro, era in Liguria, e effettivamente, ragazzi, non possiamo far finta di niente, lo amiamo. Vannacci ci ha tradito, le corna le abbiamo noi della Lega e tutti voi che lo avete votato anche non della Lega. Chiaro che sta riscuotendo un successo pazzesco di popolo, bisogna poi vedere se questo successo si trasformerà effettivamente nel voto. Vannacci deve entrare nel centrodestra, è quasi una cosa obbligata, e
il fatto che ieri la Meloni abbia votato il suo emendamento sulle preferenze, la Meloni e Vannacci se lo sono votati solo loro. Lega e Forza Italia no. Tu dici perché? E che ne so io? No, dovete leggere i vari giornali, ognuno fa una sua lettura diversa, però il fatto che la Meloni abbia votato l'emendamento di Vannacci che ritira fuori le famose preferenze, quelle su cui il governo era caduto l'altro giorno, ha un significato. È come dire: Vannacci, vieni da me, le vibrazioni, che vibrazioni, ragazzi. E quindi ce lo dobbiamo tenere Vannacci, forse anche meglio, anche perché senza Vannacci, dicono i sondaggi, vince la sinistra. Che poi Vannacci è sempre il centrodestra, nel senso che sono fuoriusciti dalla Lega, da Forza Italia, quindi cioè, facevano parte della maggioranza di centrodestra, quelli che sono andati con Vannacci, non è che ce li stiamo inventando, e mi sembra anche logico, cazzarola, che se inventi un partito in più e lo metti all'opposizione, è logico che la maggioranza c'è più, è evanescente, svolazza, si scioglie. Dio mio, io non capisco niente di politica, voi che ne capite di più ditemelo un po' voi. Quindi il manifesto mette oggi in prima pagina il popolo di Vannacci, tantissima gente in piazza, lui di spalle, e la frase il governo al contrario. Sapete, no? Lui ha scritto Il mondo al contrario, un successone, gliel'abbiamo pompato come non mai anche qui a Radio Libertà, boccaloni, ci siamo cascati, La prossima volta che incontro Vannacci che mi darà la mano, io lo guarderò prima negli occhi e gli dirò: ma mi posso fidare a darti la mano? E meno male che è un generale, pensa se era soltanto caporal maggiore cosa non ti combinava. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani che era sempre sulle famose preferenze. Aggiunge il manifesto: ormai il generale detta la linea alla Premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Ci vuole ridimensionare la Meloni. Oddio, già ci siamo ridimensionati da per noi, chiaramente uno dei nostri sogni, e adesso parliamo di noi della Lega, uno dei nostri sogni erotici, forse l'avrete fatto anche voi questa notte, è fare un governo senza Forza Italia. Oddio mio, cosa c'è, Sammy Varin? Cosa ti succede? No, mi piace. Cosa ti succede, Sammy? Stai tranquillo. Pensate, un governo Fratelli d'Italia, Lega, Vannacci. Sono andato a fare una doccia fredda, scusate, ma la cosa è troppo eccitante. Ditemi se sono l'unico che si sta eccitando, anche voi. 340-6709-659. Chiaramente voi di Forza Italia vi vogliamo bene, vi amiamo. Sono battute, si scherza in questa rassegna, fa caldo. Cerchiamo di sdrammatizzare qualunque cosa, anche le cose più drammatiche. Questo dovrei metterlo proprio in sovraimpressione durante la radiovisione, perché qualcuno potrebbe anche dire: ma cosa cazzo dice questo? E so che in molti lo dite guardando l'altoparlante della radio, del telefonino, ma è un prodotto così questo che esce ogni mattina, la rassegna stampa di Radio Libertà, da quando l'hanno data in mano a me, che sono Sammy Varin, che faccio radio da 50 anni l'anno prossimo, Dio mio, e l'hanno data in mano a un comunicatore diverso, grande come l'universo. Non sono il solito speaker, giornalista paludato, signore e signori, no, ok, io cerco di attirare l'attenzione su questa rassegna stampa, sulla notizia, facendovi anche, sto sparando, ridere, non lo so, ridere, piangere, però cerco di svegliarvi e di risvegliare anche l'amore per la buona politica, ma non lo so se mi riesce, a volte faccio l'esatto contrario, vabbè. Comunque il governo al contrario è quello che scrive il manifesto, e lo sapete che è un fondo di ragione, anche i comunisti ce li hanno. Chiaro che
lo sapremo solo vivendo se questa sera succederà qualcosa, anche perché bisogna chiudere con questa cosa elettorale, ne abbiamo piene le scatole e è chiaro che qualcuno non vorrebbe andare a casa. È la motivazione principale che dà ad esempio il quotidiano Il Giornale sul voto fallito dell'altro giorno. Adesso ci arriviamo. Intanto però il Fatto Quotidiano, che vi fa bene alla digestione, perché secondo me state facendo colazione, giustamente vi faccio cadere il biscotto nella tazza della colazione. Vado col Fatto Quotidiano? Certo che ci vado, il tempo che il computer me lo faccia vedere, perché come al solito lui, se non è abbastanza comunista, la testata non me la fa vedere. Grazie a chi sta aiutando Radio Libertà. Conto corrente postale 37671294. Ricordate che noi non abbiamo pubblicità, ne abbiamo pochissima e viviamo grazie al vostro sostegno. E Sammy Varin ogni mattina fa l'appello figlio d'Apollo per 5 euro. 5 euro per migliorare Radio Libertà, soprattutto per comprarci un computer meno comunista. Conto corrente postale 37671294, oppure sul sito radiolibertà.net, in alto a destra, come andare al gabinetto, aiutaci, dona ora, e potete aiutarci anche con un bonifico, con una semplice carta di credito, come vi pare. Grazie, perché so che lo fate silenziosamente e io vi amo per questo. Il Fatto Quotidiano. Titolo principale: Meloni azzoppata insegue Vannacci, che è un po' il claim di questi mesi, no? Il centrodestra che insegue Vannacci, non che Vannacci insegua il centrodestra, cioè le argomentazioni di Vannacci sono da sempre quelle della Lega, cioè Vannacci è nato praticamente guardando la Lega, guardando Matteo Salvini, ascoltando quello che dicevano i leghisti, capito? Il fatto che adesso inseguiamo Vannacci a me fa molto ridere. Chiaro che la chiave di lettura viene fuori abbastanza naturale, perché la Meloni ha votato l'emendamento di Vannacci che rispolverava il suo, quello sulle preferenze famose. Meloni azzoppata insegue Vannacci, titola oggi il Fatto Quotidiano, parlando di legge elettorale e specificando che sarà approvata oggi alla Camera. Quindi, tada! Meglio dei mondiali, ragazzi miei, che non ce ne frega più di tanto, però, insomma, l'Argentina è stata brava ieri a rimontare. Effettivamente questa sera potrebbe accadere qualcosa, non nei mondiali, ma alla Camera. Tu metti che il governo vada ancora giù? E aggiunge ancora il Fatto Quotidiano: tutte le porcate della legge elettorale, premio mostruoso a chi prende il 42%. Gli piacerebbe al Fatto Quotidiano che si fosse fatta una legge elettorale per non poter governare. Dici, ma che cazzo la fai a fare, no? Parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, perché anche se c'erano le preferenze non erano nominati dai partiti, cioè anche nelle preferenze quelli che c'erano nelle preferenze erano i preferiti dai partiti. Dio mio, Fatto Quotidiano, fai ridere i polli, le galline, tutti quanti. E premierato, naturalmente, sì, è stato votato il premierato, ma noi siamo contenti di questo, cioè ragazzi, è giusto, così come vorremmo anche votare un Presidente della Repubblica, sembriamo dei deficienti che non possiamo votarlo noi. Ora battaglia in Senato, perché ricordiamolo, da questa sera poi tutto si trasferisce al Senato, dove sarà più semplice, sotto gli occhi di tutti. Non esiste voto segreto al Senato, bada ben, vedremo chi vota cosa, ok? E il Fatto Quotidiano intervista il vannacciano Ziello, arriva dalla Lega, un famosissimo deputato della Lega, non ditemi che non lo conoscete. Sto scherzando, l'abbiamo intervistato tante di quelle volte. Fa piacere che abbia deciso di rinnegare tutte le cose che ha detto per anni. Dice il vannacciano Ziello: a tradire è stata la Lega. Se Giorgia vuole rivincere,
tratti con il generale. Eh sì, è il general traditore, adesso è il capo di Ziello, dice le stesse cose della Lega e quindi in qualche modo deve entrare nel centrodestra. Ve l'ho detto, c'è il pro e c'è il contro in ogni cosa, perché avere un competitor che praticamente è la fotocopia della Lega all'interno dello stesso schieramento, non so quanto serva. Anche psicologicamente, però, secondo me la gente vota l'originale e vota il partito che da sempre porta avanti queste battaglie, che non ci metti un mese a vincerle. Questo lo vorrei dire all'amico Vannacci, cioè capisco, arriva lui e risolve tutto. No, lo ha detto ieri Alessandro Morelli, riascoltatevi la trasmissione di ieri nella rassegna stampa di Sammy Varin. Ci vogliono anni, purtroppo, nel nostro paese, ma anche in Europa, vedete le leggi europee, che giri che fanno, per approvare le leggi belle, poi molte volte vengono pure annacquate. E che cosa fai? Ti suicidi? E no, cerchi di portare avanti la buona politica. O fai una rivoluzione con morti, eccetera, spari, o altrimenti questa si chiama democrazia. Non vi piace la democrazia? E ci sono altri posti nel mondo dove c'è meno democrazia, sappiatelo. Vado. Da che quotidiano? A me piacerebbe il Giornale, anche perché ti mette in prima pagina una cosina esclusiva che noi sapevamo già esistesse, ma ci sono proprio le fotografie. Allora, prima di tutto, se arrivate da Marte, argomento presente su ogni quotidiano quest'oggi, è il caso Roggero. Lo sapete, quel gioielliere che ha agito di rabbia ed è corso dietro ai rapinatori che lo avevano appena rapinato nella gioielleria, sparandogli alle spalle. E alcuni media hanno anche trasmesso i filmati ieri su Rete 4, se non erro, che sono terribili, perché proprio si vede il ladro che scappa, che cerca di sfuggire alla pistola di Roggero e Roggero gli spara e lo fa fuori. Chiaramente immagini pazzesche. E lui è stato condannato. Roggero è stato condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori. Salvini chiede la grazia subito. E devo dire, questo fatto è diventato molto mediatico. Che abbiate Facebook, YouTube, Instagram, eccetera, ieri è partito un tam tam potentissimo. Già lo stesso Roggero, nonostante non sia un ragazzino, in questi mesi aveva fatto parecchia pubblicità al suo caso, e qualcuno magari si chiede perché. Ma è sempre quella storia, ragazzi, è quella su cui stiamo battendo in queste settimane, in questi mesi qui su Radio Libertà. Il fatto che io vi abbia distribuito, e ancora oggi chi me lo chiede, io vi mando il film Citizen Vigilante, un film censurato in tutta Europa che parla proprio di questo, parla della rabbia, della vendetta che noi coviamo verso chi ci fa del male, i rapinatori, i violentatori, chi non ci ama, non ci sopporta perché abbiamo un'altra religione, quasi sempre immigrati, già. E c'è qualcuno che si incazza e li ammazza. Nel film Citizen Vigilante c'è questo vendicatore alla Charles Bronson che va in giro ad ammazzare questa gente che ha picchiato, rubato, violentato. Prima li minaccia dicendo guarda che se vai avanti farai una brutta fine, poi li spara e li ammazza. È un film che io non condivido, attenzione, perché poi questo si incazza anche con la polizia che gli dà la caccia, con l'esercito, li uccide tutti, è esagerato, però l'argomento è proprio questo. E vi chiedo naturalmente un aiuto, che siate fascisti, comunisti, che votiate, che non votiate, la rabbia. Forse è questo l'argomento che dovrebbe esserci in prima pagina, proprio la citazione, la rabbia. Stiamo discutendo sulla rabbia. La rabbia di questo gioielliere che in un momento di paura, di terrore, come quello che possiamo provare quando abbiamo appena subito una rapina e addirittura i nostri familiari sono stati presi in ostaggio, chi lo sa, i rapitori se ne stanno andando, ma dov'è mia moglie, dov'è mia figlia, eccetera. Che fai? Li spari?
la rabbia, che è la stessa rabbia magari che ha provato quel Barboni, il vannacciano che ha picchiato l'immigrato che infastidiva la gente che bloccava il traffico, lo ha preso a pugni, e che voi avete applaudito questo Barboni. Peccato che lo stesso generale Vannacci, traditore della Lega ma che noi amiamo, ha preso le distanze da questo tipo dicendo no, la violenza mai, deve essere commisurata a quello che ti fanno. Questo immigrato rompeva le palle ma non aveva fatto del male a nessuno. Rabbia. Attenzione, non è una stupidata, è forse la cosa più seria che ho detto in questa rassegna stampa negli ultimi mesi. Rabbia, che è quella che proviamo un po' tutti, che prova Trump. Lo avete visto, il modo di comunicare di Trump è rabbia. Non riusciamo più a nasconderla, non vogliamo più nasconderla, la stiamo giustificando. La Lega ha fatto anche questa legge, ragazzi, che dice no, non bisogna più risarcire il ladro. Se tu gli spari per difenderti, non bisogna più risarcirlo questo ladro, perché è entrato a casa tua per rubarti, per picchiarti, per violentarti, e questo Ruggero da oggi è in carcere, ma deve risarcire un fracco di soldi ai familiari di quelli che ha ammazzato o di quelli che ha ferito. Da oggi basta. Allora, chi ha ragione? Ve lo chiedo come sempre. Il bello di questa radio è che mette sempre il cittadino, l'ascoltatore a confronto con le prime pagine dei giornali. Scrivetemi 340 67 09 659. Stiamo giustificando la rabbia, punto di domanda, o la stiamo riconoscendo? Cioè siamo incazzati per tanti motivi, perché gli immigrati continuano a fare il bello e cattivo tempo, sicuramente questi che avevano assalito Ruggero non erano di Bolzano, non penso, ditemelo un po' voi. È una rabbia giustificata che noi stiamo giustificando anche con leggi? Punto di domanda. 340 67 09 659. Guarda che c'è di mezzo molto la Lega. Salvini ha chiesto che questo Ruggero ottenga la grazia, a un certo Presidente della Repubblica che non lo ha più voluto ministro degli interni. Cosa gli risponderà il Presidente della Repubblica? Possiamo immaginarlo, però ragazzi, è un argomento molto importante, perché non ne possiamo più e ci sono reazioni a volte violente. Giustizia fai da te? Io non sono d'accordo, ma nel caso di Ruggero effettivamente probabilmente l'avrei fatto anch'io. 340 67 09 659, sono sul giornale, centropagina. Da ora possiamo scegliere il premier, dopo il passo falso alla Camera, ma mancano le preferenze nel senso che la legge sta andando verso il Senato senza le preferenze, che ribadisco e discoriba, non ce ne può fregare più di tanto. Però, puntini, oggi via libera la legge elettorale, Meloni avverte: se salta sarà crisi. Quindi se ci fossero sorprese questa sera, crisi di governo. Che vuol dire tanto, e vuol dire soprattutto se non c'è un rimpasto, qualche cosa, tu dici vuoi che non faccia un rimpasto, entra Vannacci, minimo. Lo sapete che molti parlamentari dovranno andare a casa, e forse il motivo, secondo il giornale, tra poco ci arrivo, per cui quella trentina di parlamentari hanno fatto andare sotto il governo, perché hanno paura di andare a casa e di restare senza lavoro. Allora, sinceramente, io sono in questa radio da tanti anni, ho conosciuto tanti parlamentari, ma tranne quelli dei 5 Stelle, che amiamo, gli vogliamo bene, molti di loro arrivavano veramente dallo stato di disoccupazione totale, cioè normalmente qualunque parlamentare
ha un suo lavoro, sono quasi tutti avvocati, hanno uno studio di consulenze, non mi pare che siano senza lavoro. Chiaro che passare da uno stipendio che gira intorno ai 14-15 mila euro al mese più i benefit a uno stipendio un po' più basso dà fastidio a tutti, e molti si chiedono come farò a pagare il mutuo. Veramente ce lo chiediamo anche noi ogni mese, no? Torneremo tra poco su queste argomentazioni, signori. Intanto scrivetemi 3406709 c'è la pausa musicale ogni mezz'ora, un artista indipendente. Da oggi, ogni settimana di giovedì alle 9, ascoltiamo la pianista Fiamma Velo, che ha messo su YouTube una sua selezione di pezzi, ormai da tanti anni lei suona, che ci portano a pensare alle vacanze e soprattutto al mare.
Stupenda base musicale. Se state passeggiando al freschetto ancora per qualche ora, si riesce nel vostro paese, nella vostra città o addirittura magari in spiaggia. Si chiama Fiamma Velo, giovane pianista che seguiamo ad almeno 10-12 anni. Questa è Nuova Aurora, è il primo singolo estratto dal suo primissimo album che, pensate, abbiamo distribuito e ne abbiamo ancora forse qualche copia. In tutti gli eventi dove c'è il gazebo di Radio Libertà lo trovate in vendita e quest'anno saremo naturalmente a settembre allo Spiedo Padano dei primi di settembre, poi ve ne parlo, e poi a Pontida. La data non è ufficiale, ma dovrebbe essere il 20 settembre, domenica. Nuova Aurora di Fiammavelo. Da questa settimana questa pianista di origine ampezzana ci regalerà l'ascolto dei suoi brani che più sono stati ispirati dal mare. E devo dire, questo pezzo rende veramente tanto. Brava Fiammavelo, ma soprattutto bravi voi che avete scelto Sammy Varin, Radio Libertà, in questo giovedì 16 luglio 2026. Tutto il contrario di tutto sui quotidiani quest'oggi sulla legge elettorale. Aprivo adesso il sito elettronico del Corriere che proprio apre con le polemiche, sembra che non ci siano altre notizie. Irresponsabili e vigliacchetti, il day after tra gli alleati di maggioranza è un tutti contro tutti. Lollobrigida, Donzelli e Bignami di Fratelli d'Italia sono questi contro Giorgetti, il sacro Giorgetti, battibecco Lupi Ravetto, Lupi, prossimo sindaco di Milano, con la Laura Ravetto, quella che mi ha fatto le corna andando con Bannacci. Casellati, con il voto segreto può accadere di tutto, ne so qualcosa. Insomma, dovete aver mangiato tanto pane di politica in questi anni per capirne qualcosa. Sempre sul Corriere, subito sotto, Meloni, il bivio sulla data delle urne e quel cerchio rosso sul 4 aprile 2027. Ma deve fare i conti con le due leghe, ci sono due leghe, non lo sapevo, e le due Forza Italia. Santa polenta. Allora, chi ascolta questa radio da un po' di tempo sa che ogni tanto ci colleghiamo con l'astrologa di Radio Libertà, 1, 2 volte, 3 volte all'anno massimo, e nel collegamento che abbiamo fatto a fine anno scorso, che ha fatto le previsioni per l'anno, ha detto cose che ci ha azzeccato al 99,9% periodico, cioè ha detto che ne sarebbero successe di tutti i colori, ma lo dice già da qualche anno a livello internazionale, e avete visto cosa abbiamo combinato, Trump, Iran, Medio Oriente, eccetera, ma addirittura si era azzardata a dire, attenzione, perché la prossima estate potrebbe cadere il governo. E io sono rimasto a bocca aperta e dico, ma no, ma è impossibile. Ha detto così, signori, Deborah Bellotti, la signora delle stelle, l'astrologa ufficiale di Radio Libertà, ha detto così poco prima di Natale. A questo punto tu dici, potrebbe davvero accadere che nelle prossime settimane o tra qualche mese cada il governo? 340-6709-659, ditemelo, è minimo. È crollato parte del palazzo del Tribunale di Bolzano. Striscia rossa in questo momento sul sito di Repubblica, speriamo non ci siano feriti, erano le 7 del mattino o questa notte, quindi non dovrebbero esserci problemi. Meloni avvisa Tajani e Salvini, la pazienza ha un limite, l'apertura del sito di Repubblica. Subito sotto Schlein, quanta arroganza, è finito il tempo del governo, a settembre il programma, condurrà un programma, ma dai! C'è l'intervista oggi su Repubblica, sul cartaceo, lo dico a tutti gli ascoltatori comunisti, ma leggiamo un po' di messaggi WhatsApp. Cavolacchio, mi avete riempito, bravi, vediamo un po'. Oltre a Fabio da Crema che vi invita a provare l'anguria con un pizzico di sale, c'è Erminio sull'orefice condannato. Io vorrei sapere come fa a giudicare, come potete giudicare, come fa a giudicare l'eccesso di legittima difesa una persona che non ha mai subito una rapina. E questo è vero, psicologicamente c'è anche questa cosa. Glielo ha scritto qualche
psicologo di fama che non ha mai subito nemmeno lui una rapina, ma siccome lo ha scritto quindi deborda di infinite verità, le solite baggianate all'italiana secondo me, scrive Erminio. Ciao Sammy, mi meraviglio che il governo dia retta a queste battute del campo largo, ma quali dimissioni vogliamo tornare a farci governare da questi soggetti? Per favore avanti e pensiamo alle riforme che giacciono in Parlamento, a cominciare dall'autonomia. Bravo Mario, e sta passando in silenzio, ma l'autonomia l'abbiamo sempre più vicina. Ieri vi ho letto il dispaccio, che non è stato assolutamente ripreso dai giornali, e pazienza. Buongiorno Sammy, per caso in passato tu eri il commentatore di alcuni documentari sugli animali? Grazie, buona giornata Mauro. Allora, il problema è che questa è una trasmissione a volte anche un po' scurrile e non riesco a capire, Mauro, se stai scherzando oppure no. Siccome però io sono anche una persona seria per qualche minuto alla settimana, ti dico di sì. Nel senso che avendo ormai non più 20 anni purtroppo, ho fatto tanti voice over, si chiamano in gergo, cioè quando tu senti quello che parla in inglese e c'è un altro che ti traduce, che parla in italiano. Ho fatto tanti voice over, anche documentari, pubblicità, quindi può capitare che magari qualcuno sente la mia voce e dice ma questo è Sammy Varin, e vi sto raccontando, ecco, potete vedere ora l'accoppiamento tra un cinghiale della sauna gialla, perché i cinghiali fanno la sauna, e vabbè, capito? Quindi è possibile che abbia, ma anche spot, ieri vi dicevo che ne ho fatto uno con Gerry Scotti, ai tempi su Riso Scotti io facevo il DJ che lo annunciava, Sì, sono serio, su Quark lo facevi al pomeriggio, vabbè, adesso non è che possiamo tirar fuori tutto quello che ha fatto Sammy Varin. Ho presentato eventi, ho fatto trasmissioni anche sulla Rai, però ripeto poche cose, perché a parte sulle cose grosse, lo sapete, qui in Italia c'è una mafia pazzesca per cui le case di produzione indirizzano il cliente verso gli speaker, quelli che costano di più, quelli più famosi, quelli più fighi. Se poi dici anche che partito voti, come nel mio caso, ragazzi, non passi più da nessuna parte, capisci? Chiaro che c'è il pro e c'è il contro, perché io comunque sono contento di essere qui e di amare da una parte la radio e dall'altra parte la politica. Penso di non desiderare altro, e quindi grazie comunque Mauro per la citazione. Buongiorno, da qualche giorno non sento la signora Lisetta, tutto bene? Ah Pina, ti amiamo, Simone mi rincuora, dice no c'è Lisetta, la semplicità è in persona. Cosa vuol dire? Che sono semplicemente io che qualche giorno che non ce la faccio ad aprire le linee, perché ho così tante notizie con cui trastullarvi che non riesco verso le 9 e mezza a sentire voi ascoltatori, e la Lisetta non utilizza WhatsApp, capisci? Anche questa è la cosa. Lisetta! E usiamo i messaggini WhatsApp, dai. Ciao Sammy, la vedo difficile per il nostro caro presidente Mattarella. Si sprechi a dare la grazia al povero Ruggero, perché non candidarlo al Parlamento europeo come hanno fatto per la picchiatrice Ilaria Salis? Sarebbe possibile? Cara Dani, è chiaro che anche i comunisti insegnano, comunisti docent è il plurale, direi che potrebbe essere un'idea, ne ha parlato Salvini, lo ha detto Cruciani, lo dice anche Varin, potrebbe essere un'ideuzza. Sammy, è questo il film vietato? Mi fa vedere. Sì, Citizen Vigilante, proprio quello, lo trovi tranquillamente anche su YouTube, non è però in italiano, ma puoi mettergli i sottotitoli. E chi lo avesse bisogno da guardarlo mi scrive qui al 340 6709 659, io lo invio. È un film molto violento, da cui appunto io prendo le distanze, perché non si può vendicarsi in questo modo, ma è un impeto, una rabbia di vendetta che sta maturando dentro ognuno di noi, e questa è una cosa bruttissima, di razzismo
anche di razzismo. E bisogna tenerne conto, e la sensazione di come stanno andando le cose anche con le leggi eccetera è il fatto anche che se sia fatta questa legge per cui non è che rifondiamo i ladri che vengono a rubarci a casa se qualcuno si fa male, cioè se gli fate un'assicurazione a questo punto, il fatto che non ci sia più questa possibilità purtroppo non è retroattiva e Ruggero andrà in carcere e dovrà rifondere i ladri che ha ammazzato o ferito, ne è la cartina tornasole, e quindi stiamo facendo leggi anche per tutelare la rabbia. Questo lo dico, leghista doc tessera RIA dell'87, quindi sono d'accordissimo con queste leggi, ma sta cambiando questa cosa, mentre la sinistra chiaramente urlacchia dicendo: ah no, insomma, gnegno, gnegno, gne. 340 6709 659, ragazzi, come vedete tra il serio e il faceto il semivarineto vi porta su argomentazioni interessanti che vanno al di là anche della legge elettorale, ma per piacere tutte le leggi peggiori, specie a spese nostre, le approvano in 3 secondi. Ruggero è l'esempio di come lo Stato tratta i propri cittadini, scrive questo. Se si riabilitasse la sacrosanta pena di morte, non ci sarebbero i vendicatori solitari che andrebbero incentivati. PS, traditrice è la Lega, non Vannacci. Oh ragazzi, non sto capendo più niente. Caspita, serve una legge e per dire che il ladro è un ladro, poveri noi, le foglie sono verdi d'inverno, mi state confondendo le idee, ragazzi. I giudici che hanno condannato il gioielliere dovrebbero provare cosa significa essere rapinati, picchiati, legati, minacciati di morte, loro e i figli, e la moglie violentata davanti ai suoi occhi. Alla fine della vicenda cosa farebbero? Farebbero peggio di Ruggero. Ma la colpa non è solo dei giudici e soprattutto di chi ha fatto queste leggi da imbecilli, fatte solo per difendere i delinquenti. Non è un mondo al contrario questo? Mi fermo, ma continuate a scrivermi, 340 6709 659, alla prossima pausa li leggo tutti. Dicevo, il quotidiano Il Giornale mette in esclusiva le foto, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini. Un bell'articolo di Fausto Biloslavo, che non dice baggianate, e che documenta come effettivamente si mettono d'accordo per trasbordare i clandestini. Non che non lo sapessimo, però quando ti arriva anche la fotino uno dice ah però, e giustamente questa volta la foto in esclusiva ce l'ha il quotidiano Il Giornale, quindi devo dire, siete al freschetto? Dai, fa ancora fresco, usciamo, compriamoci un giornale, ce lo riportiamo a casa e ce lo leggiamo nei prossimi giorni, perché un giornale non c'ha solo una notizia, 2 notizie, 3 notizie, ce ne sono poi tantissime che però sono nelle pagine successive, molto più interessanti di quella principale, della notizia principale. Credete a me. E lo dico non solo ai più grandicelli e vecchietti, ma anche ai più giovani, ragazzi, soprattutto se siete in vacanza in questo periodo. È un'occasione bellissima anche per scoprire tante diverse argomentazioni senza rompersi gli occhi guardando il solito cellulare. Quindi oggi sul giornale, girando le pagine, pagina 2, naturalmente legge elettorale, passa l'indicazione del Premier, quindi potremo scegliere il Premier che ci governerà, ed è bellissima la cosa. No alle preferenze di Vannacci. Ok, via libera ai primi articoli della riforma, c'è anche il voto ai fuorisede, siamo tutti d'accordo su questo, quindi si potrà votare anche se siete lontani da casa. Maggioranza divisa sul no alla scelta dei candidati proposta da Futuro Nazionale, oggi si chiude. Cosa significa? Ve l'ho già spiegato in apertura, Futuro Nazionale ha ripresentato l'emendamento che era stato bocciato col voto segreto e se lo sono votati, pucci pucci, Futuro Nazionale e la Meloni. Cosa significa questo? E me lo dovete dire voi. O comunque ogni giornale ha una sua visione diversa.
Quello che penso io è che è un invito della Meloni, vieni all'interno del centrodestra, vieni, anche perché i sondaggi dicono che senza Futuro Nazionale è probabile che vinca la sinistra, quindi se Futuro Nazionale resta per i fatti suoi, magari prende tanti voti, ma non aiuta. Tu dici appoggio esterno al governo, è possibile anche questo, però dopo siamo schiavi di Futuro Nazionale, e quelli sono stronzetti, o nel senso buono chiaramente. Sempre sul quotidiano Il Giornale, in taglio basso, c'è il retroscena di Augusto Minzolini, che cerca di spiegare che cos'è successo l'altro giorno, che per un voto non è passato e bla bla. Nella testa dei peones dell'aula, l'ossessione di essere rieletti, cioè il fascino del posto fisso. Lo dice l'ex ministro Saverio Romano, che dice: sono stati colpiti nell'orgoglio e si sono vendicati, perché questa cosa delle preferenze è effettivamente, se metti le preferenze, i partiti indicano le preferenze, poi dopo noi dobbiamo preferire, ma quelli che noi preferiamo sono già stati preferiti dai partiti. Non so se l'avete capita sta cosa, non è che potete scegliere voi, mettere il nome, no, li trovate già stampati, già scelti dai partiti. Chiaramente la coperta è corta, come si dice, quindi i partiti ne sceglieranno solo alcuni. Magari quelli che mettono più soldi sul piatto, no, non è corruzione, è semplicemente un aiuto che ogni deputato, ogni senatore dà al proprio partito, e senza quell'aiuto noi avremmo già chiuso, lo diciamo tra parentesi, ma ce l'avete ben chiaro, la Lega Salvini Premier sponsorizza il Qui Parlamento, ok? Che sono soldi che arrivano lecitamente dai gruppi parlamentari della Camera e del Senato. Chiaro che e se i partiti non danno il loro obolo mensile, non si va avanti, ma neanche con la politica, cioè a parte questa radio, ma neanche con la politica, capito? Mi hai. Augusto Minzolini racconta bene questo desiderio, questa ossessione di essere rieletti. Anche qui ridendo e scherzando, ma comunque si passerebbe dai 14-15 mila euro a stipendi più normali se uno c'ha ancora un lavoro e quindi chiaramente preferisce andare avanti a fare politica. E Meloni aspetta il voto finale di oggi. Se salta la riforma, la crisi è inevitabile, scrive Il Giornale a pagina 3. Fratelli d'Italia vota con Vannacci per coerenza, perché Vannacci ha riproposto l'emendamento sulle preferenze. Gli alleati potevano pensarci prima. Fatto sta che Lega e Forza Italia non hanno votato questo emendamento di Vannacci, ok? E anche questi sono segnali, o semplicemente ci si sta fiutando, odorando, che sai come fanno gli animali, sentono un attimino, probabilmente in queste ore si sta decidendo se Vannacci deve ufficialmente entrare nel centrodestra oppure no. Perché faccio silenzio? Perché vi chiedo, voi lo vorreste? Vannacci ufficialmente nel centrodestra? 340 6709 659, solo WhatsApp, se volete anche audio, video, vi filmate mentre passeggiate eccetera, ok, non SMS, perché qualcuno magari è ancora legato ai vecchi SMS e non li riusciamo a leggere. Trafficanti di vite, pagina 6 e 7 del quotidiano Il Giornale, che in esclusiva mette questa foto: a Bradira, a Bradar, il trasbordo dei clandestini. Allora, cos'è che dice? Indagato il comandante Sea-Watch, ecco le foto che lo incastrano. Una fonte al Giornale: è la pistola fumante, la prova di un appuntamento, di una consegna di migranti direttamente dagli scafisti, ok? È interessante, quindi il trafficante in tuta oliva militare con il volto coperto dal balaclava per non farsi riconoscere alza il pollice per l'ok rivolto agli umanitari di Sea-Watch 5 a bordo di un gommone da soccorso che hanno appena trasbordato dozzine di migranti. Un vero e proprio rendezvous in mezzo al mare, filmato la mattina dell'11 maggio dall'aereo di sorveglianza Eagle di Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. Il giornale pubblica le immagini esclusive
che hanno portato la procura di Brindisi a indagare il comandante della Sea-Watch 5, l'olandese Andrea Van Dam, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. E qua mi fermo, ma è la prova praticamente che questi si mettono d'accordo, trafficanti e ONG. Che ne pensate anche di questo, signori? C'è la prova provata. 340 6709 659. Sempre sul quotidiano Il Giornale, Meloni promuove il DDL sicurezza. Quello che vi dicevo, che è stato approvato nelle scorse ore, che contiene anche qualche cosa di diverso, a parte la stangata per i baby Maranza, ragazzi. Se avete figli minori che fanno su casini, se non li vedete tornare a casa, non è detto che siano morti, non sempre, ma magari li hanno semplicemente trattenuti per 12 ore perché pericolosi. Attenzione. Meloni promuove il DDL sicurezza, lo Stato sta con chi rispetta le regole, ecco gli aumenti per agenti e militari. Avranno almeno 100 euro in più e in anticipo di un anno è stato firmato il nuovo contratto. È un segnale bello, direi. Bello. Giro di nuovo la pagina, chiaramente non vi sto a leggere perché non abbiamo il tempo fisico. Pagina 8, si arriva alla notizia del giorno di cronaca: uccise i ladri, il gioielliere in carcere, definitivi 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, è finita ora una legge contro le ingiustizie. E di questo da ieri sera si sta parlando a sprombattuto, ognuno dice la sua, addirittura si arriva a chiedere la grazia al Presidente della Repubblica o a pensare di candidare Roggero. Però sai, al Parlamento c'è tempo e certo se cade il governo lo facciamo diventare deputato, senatore. Chiaramente la sinistra non è contenta di questa cosa, dispiaciuta, certo, però dice no, non si può fare il Far West. Salvini pronti a chiedere la grazia. Il sit-in solidale di Futuro Nazionale, il nodo legittima difesa, Vannacci, Roggero sarebbe libero se i ladri non fossero entrati nella gioielleria. Chiaro che è un tema che da sempre la Lega porta avanti e a noi fa piacere che adesso diano spazio a Vannacci, e la novità. E nell'ambito politico, io lo penso da sempre, non esiste nessun altro che abbia la portata di potenza mediatica e culturale di Vannacci, o se ce l'ha non riesce a esprimerla come lui, e quindi è il soggetto politico più importante in questo momento sia della destra che della sinistra, il generale Vannacci. A me personalmente, te l'ho detto, spiace perché ci siamo affidati di lui e mi chiedo come gli italiani possano votarlo, perché ha fregato una volta la Lega e tutti gli elettori della Lega, e tantissimi lo hanno votato, e molti anche non della Lega. La sensazione è se sia veramente affidabile oppure no. È sempre quella la roba. Poi ripeto, lo amiamo e ne siamo innamorati, non ci sono dubbi. Diciamo che si può dire che è un po' stronzo dal punto di vista politico, politicamente non è un'offesa, quindi ci mancherebbe altro. Anch'io sono razzista ma in senso buono, ok? Dai che scherziamo un po'. Fatto sta che, signori, se ne parla anche sul quotidiano Il Giornale di ciò che accade a Roggero, e soprattutto Salvini che dice pronti a chiedere la grazia. Ieri Salvini ha fatto un bel discorso sui social. Ancora argomenti, signori, che vanno al di là della legge elettorale. C'è l'intervento di Giorgetti a pagina 13 del Giornale che dice una frase forte: finita l'era del governo nelle banche. Giorgetti, esaurito il ruolo dello Stato azionista. Il Tesoro sarà garante del risparmio. L'annuncio alla vigilia del CDA di MPS sulle offerte di Intesa e Banco. Messina, prezzo giusto, Castagna, ora decide il mercato. Articolo di Gianmaria De Francesco, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ma anche su altri quotidiani. Chiudiamo col Giornale con Carissima Milano, non è una novità ma c'è un paginone a pagina 21, Milano è nella top 10 planetaria per il costo dei taxi, tra le 16 città più costose per una serata galante e persino per il McDonald's.
Ti giuro, io questa cosa non la sapevo. Pensavo che il McDonald's fosse uguale in tutta Italia, non c'è lo stesso prezzo. Penso di sì. Pagina 21 dicono no, ma è tra le ultime in classifica. Come dici? A livello mondiale, vabbè, ma è tra le ultime in classifiche per il netto in busta. Articolo di Serena Coppetti: non ci resta che il cappuccino a colazione, pure per l'aperitivo magari corretto se serve a digerire il conto. Che sia un latte scremato soia resta una delle rarissime cose che a Milano costano ancora meno che nel resto del mondo. 2 euro e spiccioli contro gli oltre 7 di Zurigo. Eccola lì la metropoli meneghina con il suo cappuccino al terzultimo posto della classifica. Dopo di lei sono Giacarta e Cairo, dell'edizione 2026 del report Mapping the World Prize, realizzato da bla 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 bla. Insomma, passa anche da Milano, cappuccino a parte. Milano ha costi da top 10 mondiale, ma stipendi da medio-bassa classifica. Non è un po' strano, eh? Le palestre a Milano, tu vai in palestra e sono tra le più inarrivabili al mondo. 6° posto per l'acquisto di un abbonamento mensile. Unica consolazione, il cappuccino a Milano è tra i più economici. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura per quella idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità e donne infreddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. E quando ci fermiamo sulla riva, lo sguardo all'orizzonte se ne va, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente corsara che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu. Al di là del mare c'è qualcuno che non sa niente di te. Noi prigionieri di questa grande città viviamo sempre di oggi e di ieri, inchiodati dalla realtà. E la gente di mare Altissima qualità, signori, anche perché c'è lo zampino di Giancarlo Bigazzi, quello che ha scritto codesta canzone, Gente di mare, interpretata da Mario Rosini ed Erika Croce, dal catalogo di Giancarlo Bigazzi in lounge. Trovate tutto quanto su YouTube, è un'altissima qualità, e quando vengono rivisitate certe canzoni, è chiaro, stai toccando dei mostri sacri. 8:39, buongiorno, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà. Avete scelto una radio diversa, grande come l'Universa, che fa una rassegna stampa molto diversa, assolutamente diversissima da ogni altro canale. Addirittura io in questa rassegna stampa leggo i vostri pensieri, i vostri pareri, che mi inviate al 340 67 09 659 e pareri di qualunque tipo su qualunque argomento avete sentito nelle ultime ore. Una volta tuonava basta tasse, basta Roma, ora basta chiacchiere che continuate a propinare. Cos'è, uno scioglilingua? Sì, in effetti parliamo, al Parlamento si parla, basta tasse, basta Roma, continuiamo assolutamente a dirlo, diciamo anche basta Bruxelles, perché di quelle cose che si stanno inventando, eccetera. Se hai dei suggerimenti un po' più profondi, scrivimi. Abbiamo perso l'aggressività dei nostri padri, siamo imbelli, speriamo sempre che siano gli altri a intervenire, facciamo ridere gli immigrati violenti.
È che questa è una riflessione, gli immigrati violenti, Maranza, eccetera, fanno quel che vogliono, noi non reagiamo, non li picchiamo o addirittura picchiamo quelli che sono meno violenti, come appunto ha fatto il Vannacciano che ha menato l'immigrato che disturbava. Anche su questo, signori, chiedo il vostro parere al 340-6709-659. Il governo non sta facendo abbastanza? Le leggi anti-Maranza che abbiamo appena sfornato non sono sufficienti? Blocchiamo anche i minorenni se pensiamo che possano essere pericolosi per qualche evento o semplicemente per una serata e le cose si stanno mettendo male? Bloccheranno tuo figlio per 12 ore in guardina, già semplicemente anche i vigili lo possono fare. Non vi sembra sufficiente? Dobbiamo fare di più? Scrivetemi 340-6709-659 oppure autorizziamo la giustizia fai da sé modello Citizen Vigilante, il film che sto spedendo anche questa mattina a chi ne fa richiesta al 340-6709-659, ma che trovate su YouTube, anche se, ripeto, è stato vietato in ogni sala. E quando il criminale, clandestino o meno, che si arrabbia perché reagisci alla rapina e ti massacra di botte, che fai? Calcoli l'intensità con cui rispondere alla violenza del criminale? Punto di domanda. O lo mandi all'ospedale o all'altro mondo come merita? Queste sono le meditazioni dei nostri ascoltatori. Buongiorno Sammy, mi puoi mandare il film? Grazie Giuseppe. Assolutamente sì, Giuseppe, te lo faccio anche in diretta questa cosa e lo ricevete direttamente sul vostro cellulare, ve lo potete guardare sul cellulare oppure chi è bravo lo può proiettare nel televisore e bisogna controllare che ci siano i sottotitoli in italiano perché effettivamente non è uscito proprio fisicamente in Italia. Ancora, Anna Maria da Vicenza mi dice da ascoltare, e io Anna Maria di te mi fido e quindi ci clicco sopra Simone sul cursore e ascoltiamo e guardiamo anche il video di questa che non so chi sia, per cui mi sto fidando di Anna Maria da Vicenza. Cosa sto per trasmettere in diretta nazionale? Ho visto questo video di Futuro Nazionale che mi ha fatto molto ridere perché cercano di far vedere, vedete, come loro stiano facendo il voto segreto. Vedete? Fanno vedere che loro tengono il dito solo da una parte, quindi visto che si vota in tre, diciamo, cioè sì, no, astenuto, loro dicono io avevo il dito tutto a sinistra e quindi sicuramente ho votato sì. Però c'è un trucco, che è questa pallina. Se tu inserisci la pallina lì dentro, puoi fare il video in cui fai vedere che voti sì e contestualmente però la pallina vota no. Cosa succede? Quando lampeggia, come avete visto, vuol dire che ci sono due impulsi di voto, quindi c'è sia un tasto che preme sì, sia un tasto che preme no. Magari solo un errore, per carità, non sto dicendo che questa persona abbia votato sì o no, sto dicendo che il voto segreto è segreto e quindi chiunque vi dica facendo questi video che loro sicuramente hanno votato sì, sta semplicemente mentendo, perché con questa pallina, tra l'altro questa specifica ottima, perché si attacca dentro, si può appunto votare. È una cosa che si fa sempre, di solito si usa proprio anche per i voti quando ce ne sono tanti, perché evita tutte le volte di tenere il dito dentro e quindi abbastanza vatti a fidare dei camerati di Futuro Nazionale che omettono questo piccolo particolare della pallina. Avendo fatto per 9 anni la parlamentare vi posso assicurare che è molto semplice e anche economico. Grazie allora all'Anna Maria, ho fatto bene a fidarmi, il trucco della pallina. E comunque è vietato filmare il voto, soprattutto quando è segreto, sappiatelo, quindi verranno sanzionati gli amici fascistoni. Dai, che ridiamo un po' di Futuro Nazionale, quasi tutti arrivano dalla Lega. Un altro messaggio audio, sentiamo che dice. Semmi, sì, Vannacci sì nella coalizione di centrodestra. Perfetto. E mi dovreste dire anche che fine fa la Lega, tanto così lo chiedo per un amico, nel senso che diciamo le stesse cose, tu dici ma più o meno sono le stesse cose anche della Meloni. Vero anche questo, però la Meloni ha un freno a mano tirato perché l'Europa la guarda e controlla, eccetera.
La Lega è un po' più libera e soprattutto in questo periodo vedo che si stanno provando molte cose che la Lega porta avanti da decenni, non da anni, ma da decenni, e si è abbassato il freno a mano, che prima era attirato anche in Forza Italia. Forse hanno più loro paura di essere sostituiti da Vannacci? Ve l'ho detto, tutto il contrario di tutto in queste ore. Ciao Varin, se entra Vannacci, Forza Italia va al centro e lascia la destra in braghe di tela marina. Braghe di tela marina B, Berlusconi. Berlusconi e la Meloni, sorelle coltelli. Francesco, te l'ho detto, tutto il contrario di tutto, per quello che ci addentriamo, ma senza esagerare, perché deve essere una rassegna stampa leggera la mia, non voglio che vi annoiate e che mi cambiate radio, poi mettete su Radio Latte e Miele, assolutamente no, continuate ad ascoltare l'informazione, perché sennò siete ignoranti, nel senso che ignorate, tu dici molte volte è meglio ignorare, bravo. Ciao Sammy, non è questione di volere oppure no Vannacci. Vannacci, se va proprio male, arriverà al 15%. Anch'io sono un po' indovino. Bravo Giovanni, apriamo uno studio di cartomanzia insieme. Fare il ladro comporta dei rischi, come tutti i lavori. Se fosse così facile, tutti farebbero i ladri. Lavori 10 minuti e sei a posto per un po' facendo la bella vita, scrive Pietro. Tu dici di volere il generale in coalizione? Se vuoi andare a Palazzo Chigi sei obbligato, altrimenti adios. Mamma mia, quante meditazioni che mi state portando. Sono contento. Ma adesso vi meritate il quotidiano La Stampa, che abbiamo visto comunque ieri con Morelli, non è più il vecchio quotidiano comunista, fratellone o sorellona del quotidiano Repubblica. No, mentre Repubblica balla il Sirtaki e soprattutto i colleghi di Radio Capital sono tutti lì che hanno imparato questa danza greca, La Stampa è un po' più libera da Lacci e Lacciuoli, comunisti, perché ha cambiato proprietario. E vediamo anche le argomentazioni. Sarà che il proprietario risiede al nord, con la T finale, ma si occupa molto dei problemi del nord, il quotidiano La Stampa. Vediamolo. Titolo principale, voto, la sfida di Meloni, ok? Legge elettorale, oggi la Camera decide. La Premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. La maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, lo sapete, ieri Vannacci ha riproposto l'emendamento e Fratelli d'Italia l'ha votato, quasi come dire dai che ci vediamo nel centrodestra. Via libera invece bipartisan sugli studenti fuori sede, quindi che potranno votare dove si trovano. Il centropagina naturalmente è per Roggero di Grinzane e Cavour, quindi la casa del quotidiano La Stampa. Sparò ai banditi, l'orefice in cella. Ed è l'argomento di quest'oggi dal punto di vista della cronaca, su cui si dipana il nostro pensiero, capire legittima difesa, quanto legittima la difesa e soprattutto l'argomento rabbia, la rabbia. Stiamo giustificando la rabbia che ognuno ha dentro di noi, quindi se reagiamo picchiando, sparando, eccetera, lo facciamo per rabbia, in quel momento siamo scusati, punto di domanda? Lo so, sto dicendo cose anche scomode per la stessa Lega, per lo stesso centrodestra che sta comunque portando avanti questa cosa, e io Roggero comunque lo vorrei graziato a questo punto, perché ragazzi non era la prima volta che arrivavano questi ladri, hanno minacciato, picchiato moglie, figlia, non so che cosa, lui l'ha rincorso perché pensava che avesse dietro anche la moglie, gli ha sparato a uno e all'altro, e ci sono i filmati che qualcuno ha anche proiettato in televisione. Che fare? Attenuanti? Punto di domanda? Addirittura lo facciamo parlamentare? Questo Roggero comunque ha utilizzato moltissimo i media per le sue argomentazioni, e anche la Lega e centrodestra da ieri sera ha sprombattuto su questo argomento, quindi è sicuramente un argomento da prendere in considerazione nelle vostre chiacchiere e anche nelle chiacchiere delle feste della Lega, che si aprono. Ieri se ne è aperta una a Cisano Bergamasco, la Pontida Fest, ma ce ne sono altre, quella di Adro ad esempio, che si apre proprio domani e non solo.
Sono però sul quotidiano La Stampa ancora una volta per un buon motivo. Eh sì, bada ben, si prosegue a parlare di ZES del nord, quindi zone in cui si cerca di aiutare economicamente il territorio. Sapete che al sud queste cose già esistono. Le abbiamo proposte al nord. La Lega le sta proponendo da tanto tempo per aiutare soprattutto le zone di confine, ma anche perché è il nord a trainare questo benedetto paese, ragazzi. Se il nord rallenta, come in questi mesi, che il sud ce l'ha più lungo il PIL ce l'ha più lungo il PIL del nord, non è un buon segno secondo me, nel senso che il sud è stato dopato da PNRR, da 110%, eccetera, e ce l'ha più lungo il PIL, capisci me? Non è un buon segno secondo me, bisogna far ripartire il nord anche attraverso queste ZES. Doccia fredda. Lo so, doccia fredda, Mario, da una parte certo siamo dispiaciuti per Ruggero, ma la doccia fredda è per il nord. Intervista a Urso oggi sulla Stampa. Urso ha raccontato che la ZES al nord è impossibile, ma ha detto sì ad altri aiuti e semplificazioni. Quindi non sarà la ZES, sarà la PLEF, sarà la arriverà qualcosa. Niente zona economica speciale ZES a nord delle Marche, perché per avere quelle agevolazioni Lombardia o Piemonte dovrebbero stare, sentite qua, molto peggio di così. Cioè siamo troppo bravi, lavoriamo troppo per avere la ZES. Sono regole europee. Ok, sono regole europee. Così dice nell'intervista sul quotidiano La Stampa il ministro Adolfo Urso, che in ogni caso però promette un piano per rianimare l'industria al nord e afferma che il PIL italiano è cresciuto nella prima parte dell'anno più della media UE e la produzione industriale è in ripresa. Quindi doccia fredda ma non gelata sul quotidiano La Stampa. A pagina 6 e a pagina 7 infatti regioni e industrie in pressing, avanti con le zone speciali, le banche, serve anche al nord, dal Piemonte al Veneto i governatori insistono per istituire le aree di rilancio, ma l'esecutivo frena. A breve incontro con gli enti locali per le soluzioni alternative, cioè i governatori vogliono queste zone economicamente aiutate. Urso frena e a pagina 7 nell'intervista sulla Stampa dice: piano impossibile, l'Europa lo vieta, ma pronti con semplificazioni e bonus. Il ministro delle imprese assicura: creeremo una zona logistica da estendere a tutto il settentrione. Qui Parlamento. Grazie Presidente, questo è veramente un importante disegno di legge che interviene su quelli che sono dei veri e propri drammi che stanno attorno alla scomparsa di una persona. Sono dei drammi perché coinvolgono non solo la persona stessa che si è allontanata per varie cause, anche le più terribili, ma si unisce anche la disperazione di chi resta e che resta con il grandissimo dubbio di sapere qual è stato il destino del suo caro, del suo amico, del suo conoscente, del suo vicino di casa. E a volte è una disperazione, un'attesa anche solo quella di poter trovare un corpo, di poter trovare, di avere un domani, una tomba su cui piangere. La scomparsa invece lascia spesso l'incertezza, il dubbio anche e le domande che si pongono ai familiari e alle persone del perché, che cosa ho fatto, che cosa avrei potuto fare. Oggi interviene qui sulla materia che in realtà già oggi ha una disciplina molto compiuta, che è della legge 203, che prevede una vera e propria procedura nella ricerca delle persone scomparse, ma si aggiunge un miglioramento dell'apparato normativo grazie e lo ringraziamo qui il presentatore che è l'onorevole Bagnai e a tutti i sottoscrittori che hanno così promosso una veramente importante modifica. Quali possono essere le cause che portano a un allontanamento?
è bello forse leggere, e io penso che possa soccorrerci anche a comprendere quali sono le dinamiche che stanno dietro la scomparsa. Nella ultima relazione che è stata fatta per il 2025 da parte del commissario straordinario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, inizia con una citazione e dice: accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso, di Primo Levi. I numeri purtroppo di oggi sono dei numeri ancora molto, ma molto importanti. Nel 2025 si parla ancora di più di 25.000 persone scomparse. Questo a voler significare che abbiamo una società complessa, che abbiamo una società difficile, che può portare qualcuno ad abbandonare tutta quella che è la sua vita, può portare qualcuno a prendere delle decisioni tragiche. Può esserci anche che poi queste scomparse siano correlate poi a dei reati. Come si diceva prima, il sistema di ricerca è un sistema che è stato già disciplinato, che prevede tutto un procedimento, che parte ed importante dalla denuncia iniziale, e occorre superare, cogliamo l'occasione anche di dirlo anche a chi ci segue, che la denuncia non è necessariamente deve essere fatta da un familiare, chiunque può fare la denuncia e non è necessario di dover attendere le 24 ore, le 48 ore, è fondamentale denunciare immediatamente. E poi si attiva tutto un percorso che prevede il coinvolgimento del prefetto, del commissario straordinario, nonché agli enti locali, ai corpi non solo del Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche la Protezione Civile, le forze dell'ordine e non solo, anche tutti gli organi di informazione. Quello che è importante è la velocità in cui iniziano le ricerche. Ci sono dei dati che sono stati riportati proprio nella relazione fatta dal commissario straordinario. Solo il 10% delle persone viene trovata dopo 6 mesi dalla scomparsa e solo si riduce a meno dell'1% quando si vanno oltre i 6 mesi. E i rintracci possono avvenire, i veri risultati si hanno quando accadono entro i primi un giorno, al massimo 3 giorni, si può arrivare a una settimana, ma i primi ritrovamenti avvengono proprio nei primi, il 40% deve avvenire all'interno di questi primi 3 giorni. Quindi ciò che è fondamentale è proprio che inizi non solo il meccanismo di ricerca, ma che si utilizzano tutti gli strumenti necessari per la ricerca. Ed è per questo che diventa fondamentale, importantissimo questo disegno di legge. In primis, viene introdotto questo ampliamento delle modalità della possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico, sapere con chi ha parlato la persona scomparsa, con chi aveva conferito, dove era il telefono, se vi sono delle informazioni magari che possono determinarsi. Oggi l'acquisizione dei dati, prima di questo disegno di legge, avviene soltanto se sussistono degli indizi di reato per quali è prevista la pena dell'ergastolo, una reclusione non inferiore ai 3 anni, o per reati di minaccia, molestia o disturbo gravi. Oggi con questa norma invece noi prevediamo la possibilità dell'acquisizione presso il fornitore dei dati per ogni qualvolta vi sia l'esigenza di tutela della vittima e dell'integrità fisica del soggetto che è scomparso. E si prevede sempre in questo disegno di legge non solo una procedura che passa attraverso un'autorizzazione del giudice delle indagini preliminari su richiesta del PM, ma anche direttamente dal pubblico ministero nel caso in cui vi sia un pericolo, un pregiudizio che possa derivare da un ritardo. E prevede ancora un ulteriore passaggio, che ancora prima dell'intervento del pubblico ministero possono essere anche le forze dell'ordine, tramite i questori, i comandanti, insomma delle figure qualificate, che possono intraprendere questa iniziativa e poi aprire il meccanismo delle convalide. Questo è fondamentale poter avere, perché oggi, lo sappiamo bene, il nostro telefono dice moltissimo di noi e dice moltissimo di queste persone che scompaiono e non si sa ancora la motivazione. Come si diceva prima, può esserci il reato sottostante, può esserci l'allontanamento volontario, può esserci anche una decisione drammatica. Ma un'altra norma che viene introdotta anche qui è veramente molto importante e che prevede un meccanismo che va in deroga alla normativa oggi esistente. Oggi per accedere a un centro di elaborazione dei dati, l'archivio nel quale si possono rinvenire le informazioni che riguardano anche le persone e anche gli eventuali
anche percorsi anche giudiziari, lo possono fare solo gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli agenti di polizia giudiziaria autorizzati. Con questa norma si permette anche la polizia locale, quando è addetta ai servizi di polizia stradale e che abbia comunque una qualifica di agente di pubblica sicurezza, possa accedere a questa importante banca dati, per permettere così di poter fare immediatamente la ricerca senza dover fare dei passaggi spesso necessari, spesso nella nostra democrazia, ma sono dei passaggi che possono prolungare anche di quelle poche ore che possono essere però determinanti nel poter trovare una persona. Non da ultimo, comunque, noi ci associamo e condividiamo pienamente questo disegno di legge che, come sottolineavamo prima, è stato fatto dal nostro collega della Lega, Alberto Bagnai, alla Camera dei Deputati, e anche l'introduzione dell'istituzione di una giornata nazionale che è dedicata alle persone scomparse. È importante parlare di questo tema per non lasciare, non solo per permettere di parlare di un tema che spesso affligge non solo gli interessati, ma che può turbare anche una nostra comunità. Perché sotto alla persona scomparsa, come si diceva, ci sono varie cause. Queste sono le cause che riguardano anche le fragilità della nostra società e che quindi con questo passaggio si potrà quindi approfondire anche dei temi e di cercare probabilmente di diminuire magari il numero di persone scomparse, non lo sappiamo, ma di certo aiuta anche questa nostra comunità a fare delle valutazioni anche sulla propria il proprio modo di essere e il proprio modo di affrontare anche le difficoltà. Per questi motivi quindi annunciamo il voto a favore della Lega. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un secondo perdere di vista il fine, farsi trascinare, staccarsi dal reale. Un secondo e tutto sembra crollare, la tua vita che spendi per stare a sentire il chiasso assordante delle tue paure che ti fanno indurire, che ti fanno tremare. Conta il cuore, conta l'amore che metti nel fare le cose. Se lo cerchi e lo chiedi lo puoi imparare senza timore. Conta il cuore, conta l'amore che metti nel fare le cose. Se lo cerchi e lo chiedi lo puoi imparare. Ritorna al cuore. Se soffri si rompe l'inganno mortale. Tremenda è la forza che usa il dolore per scuoterti e giungere all'essenziale. Non siamo automi dell'era digitale, guidati dal fare da fretta e pretese, consumatori di click e di cose. Conta il cuore, conta l'amore che metti nel fare le cose. Se lo cerchi e lo chiedi lo puoi imparare senza timore. Conta il cuore, conta l'amore che metti nel fare le cose. Se lo cerchi e lo chiedi lo puoi imparare. Ritorna al cuore. Siamo il frutto di un immenso amore che dà dignità al nostro sostare. Liberi di vivere, liberi di scegliere, liberi di amare. Conta il cuore, conta l'amore che metti nel fare le cose.
Se lo cerchi e lo chiedi lo puoi imparare. Senza timore, conta il cuore, conta l'amore che metti nel fare le cose. Se lo cerchi e lo chiedi lo puoi imparare. Ritorna al cuore. Grazie fratello Simone che ha messo anche in video questa bellissima canzone di Accordis, si chiama questo gruppo, Ritorna al cuore, che ci sta anche le argomentazioni che stiamo tenendo quest'oggi. Christian Music, fratelli e sorelle, ogni giovedì alle ore 9 Sammy Varin trasmette musica cristiana. L'invito a riscoprire l'essenziale e l'amore nelle piccole cose, staccandosi dal chiasso del mondo digitale e delle proprie paure. Questo collettivo acustico di musica cristiana si chiamano Accordis, originariamente erano impegnati in un percorso missionario da cercare su YouTube, assolutamente. Il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, Radio Libertà. Se vi siete persi il meglio o magari il peggio di questa rassegna stampa, tranquilli, dopo le 9:30 la troverete sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast, oppure seguite Radio Libertà su Facebook e su YouTube perché siamo in diretta pure lì. Chiaro che noi salutiamo gli amici che ci seguono con la Radio DAB, siamo una radio nazionale. Nel DAB, una volta che ci prendete a Milano, non dovete più toccare niente nella vostra autoradio, arrivati a Palermo e si sente ancora Radio Libertà senza utilizzare internet, perché il DAB è una banda di ricezione normalissima come fosse l'FM. Cercatela sulla vostra autoradio e anche sulla vostra radiolina che avete comprato l'anno scorso da Media World. Mi ributto in rassegna stampa non prima di leggere qualche messaggino. Sono inondato di WhatsApp al 340 6709 659 sulle domande che io vi pongo tra una notizia e l'altra della rassegna stampa. Vi ho chiesto se mettere oppure no Vannacci all'interno del centrodestra, fare una coalizione di governo. I sondaggi dicono che se restasse fuori perderemmo. Alla domanda rispondo sì. Con accordi non possiamo lasciare il paese a quegli svalvolati delle sinistre, scrive Pierre, e qualcun altro dice invece che porterebbe dei problemi. Certamente, Sammy, tu dici di volere il generale in coalizione? Se vuoi andare a Palazzo Chigi sei obbligato, scrive un altro. Vannacci può non essere simpatico alla Lega, ma come no, noi l'amiamo, semplicemente ci ha tradito tutti voi che l'avete votato, ma se non entra in coalizione si perde. Certo, la sua presenza verrebbe strumentalizzata dai sinistri, ma non c'è alternativa, cioè vorrebbe dire che il governo va verso il fascismo. Non neghiamo, sicuramente non Vannacci, eccetera, ma io non nego che ho la sensazione che intorno a Vannacci ci siano anche questi personaggi, ci siano personaggi un po', posso dire, esagerati dal punto di vista della destra, diciamo così. Sto spulciando i messaggi. Grazie naturalmente a chi fa i complimenti per la rassegna stampa, chi dice che fa schifo, e anche qui giustamente ognuno ha il suo pensiero. Mi state richiedendo il film Citizen Vigilante, il famoso film vietato, e però non sembra, ma siamo ancora su questo argomento, ragazzi. La rabbia, la vendetta deve trovare spazio oppure no? Anche il pezzo cristiano che vi ho trasmesso prima, Ritorna al cuore di Accordis. Sì, però quando ti fanno incazzare, quando ti rapinano, ti violentano, come dobbiamo rispondere? E quando non ne puoi più di un immigrato che disturba, blocca il traffico, come è successo l'altro giorno con il vannacciano che ha preso a pugni l'immigrato che disturbava, come dobbiamo reagire? Io t'ho detto, avrei spintonato l'immigrato dicendo adesso vieni qua e chiamato la polizia. O gli dai 4 schiaffoni, è già esagerato. Prenderlo a pugni, infatti si è beccato la querela e la denuncia dell'immigrato, è un po' esagerato.
e lo stesso Vannacci ha preso le distanze da questo tipo che si dice essere vannacciano. Grazie, grande giornalista professionista. Facciamo pubblicista, non di più. Leggi l'articolo 383 del CPP. Va bene, lo farò. Ma poi non si parla più del vertice della Lega che doveva tenersi a Treviso, scrive Maurizio. No, in effetti non se ne parla più. Ci sono altre problematiche probabilmente, però sull'autonomia le risposte stanno arrivando, per fortuna stanno arrivando. Buongiorno Sammy, se ci sono i sottotitoli in italiano allora mi piacerebbe vedere il film, scrive Silvio da Torino. Sì Silvio, quello che ti invio dovrebbe già contenere i sottotitoli in italiano, stiamo parlando sempre del famoso film vietato Citizen Vigilante. Se non li dovesse contenere, infatti glielo pesti in mano a un figlio, un nipote, che è una stupidata inserire i titoli in italiano, ma dovrebbe già averli. A tutti buongiorno. Quando la giustizia era amministrata con serietà da magistrati preparati che ancora conoscevano il diritto romano, avendo studiato il latino, si applicava il principio secondo cui causa cause est, causa causati. Il signor Roggero non è colpevole di un reato che è originario da primario reato della vittima. Il buon senso è troppo proletario per coloro che perennemente vivono protetti dalle scorte garantite nei loro averi solo grazie al lavoro rischioso di tanti anonimi Roggero. Queste elite farebbero bene a meditare sulla loro sorte il giorno in cui tutti i signori Roggero in senso lato non fossero più in condizioni di non nuocere, scrive un criptico ma mica tanto Sergio da Trento. Ciao Sammy, giusto mandare i ladri davanti al tribunale divino. La difesa è sempre legittima nella cloaca italica, questo è il secessionista. I politicanti devono fare una legge in modo che chi entra in una proprietà privata per rubare, se diventerà cibo per le piante, nessuno verrà incriminato. Chiedo sempre a voi, ascoltatori nuovi che per caso vi siete sintonizzati o comunque che magari non avete mai scritto un messaggio, stamattina stanno arrivando WhatsApp da chi veramente è la prima volta che ci scrive, diteci la vostra su questo argomento, perché il governo sta facendo poco, deve fare di più, deve trovare spazio anche la rabbia, la vendetta nelle nostre azioni. E quanto? 340-6709-659 o semplicemente dobbiamo cominciare a perdonare, derubricare e catalogare in modo diverso le reazioni che potremmo avere verso chi commette dei reati anche minimi, perché ribadisco e discorriba, quell'immigrato che disturbava, che bloccava il traffico, non stava facendo a male fisicamente a nessuno, ma ti faceva arrivare tardi in ufficio. Come fanno gli ambientalisti? E questo l'ha preso a pugni. Che fareste voi? 340-6709-659. Lo so, scateno l'inferno con queste domande, però sono cose che dobbiamo capire, dobbiamo sapere. Questa radio serve molto da collettore verso la politica, verso chi ci sta governando, eccetera. E vi assicuro, le vostre risposte servono. La Stampa, pagina 10, signore. Le Pen, facci vedere se si riesce. Dio mio, se si riesce, perché il fatto che abbiamo detto ieri che la Stampa non è più comunista come un tempo, il computer ci ha sentito, guarda che adesso sono baggianate, però è vero, il computer ci ha sentito e adesso quando clicco anche sulla Stampa mi sbatte fuori dal programma. So quelle robe, chiamo il Ghostbuster, dici no, basta schiacciare di nuovo e dopo rientra. Ero sul quotidiano La Stampa perché c'è un paginone sulla Le Pen. Le Pen, l'endorsement di Musk, ultima speranza della Francia, ha detto Musk sulla Le Pen che si candida. Parigi irritata, basta ingerenze. Il patron di X a gamba tesa, Barrot, cambi idea, solo gli imbecilli non lo fanno. Elon Musk ha detto su X, Marine Le Pen è l'ultima speranza della Francia, nei sondaggi sta prendendo il largo. Paginone sul fatto che la Le Pen si ricandida, che è stata applaudita da Musk e che chiaramente i sondaggi dicono bene.
Bene anche a pagina 17, perché si ritorna a parlare del premio Nobel Lampedusa. Lo diamo all'isola di Lampedusa dopo che molti appassionati di musica, chi suona, chi canta, chi balla, nani e ballerine, hanno detto sì, dobbiamo dare il premio Nobel all'isola di Lampedusa. Oggi viene addirittura intervistato, e qui troviamo la vecchia stampa di un tempo che ci mancava, Pietro Bartolo, lo storico sindaco dell'isola, poco di sinistra, ma no, non è vero. Bisognerebbe premiare anche le forze militari che non hanno rinunciato a salvare vite. E questo ci piace. Una nuova voce contro la remigrazione. Nobel a Lampedusa va diviso con le ONG. Questo ci piace meno, una nuova voce contro la remigrazione. Intervista a Pietro Bartolo, ex sindaco di Lampedusa. Cosa dice in questa intervista? Ad esempio che Vannacci vuole deportare anche 5 milioni di migranti regolari, è una grande sciocchezza. È una grande sciocchezza quello che dice Pietro Bartolo, signori, ma ci mancherebbe altro, semplicemente devono accettare le regole italiane. Chiaro che se sono qua regolarmente e picchiano, violentano, stuprano, mi pare che non si meritano più la cittadinanza italiana, però è un mio parere, Bartolo, e te lo lasciamo dire il tuo sulla stampa. Gli italiani continuano a essere vittime di narrazioni tossiche, ma senza immigrati il nostro sarebbe un paese finito, dice ancora l'ex sindaco di Lampedusa che vuole dare il premio Nobel all'isola di Lampedusa. Servono canali sicuri per fare arrivare le persone in Europa, solo così i viaggi della morte finiranno. E questo lo diciamo da una vita, lo diciamo, e come noi, come Lega e come centrodestra, esiste l'aereo flap. Perché non lo prendono gli amici migranti? Bartolo ci darà certamente delle risposte. Brum Brum, il cane che fa la guardia alle uova di tartaruga. Per fortuna c'è Brum Brum. Sono a pagina 23 del quotidiano La Stampa e Noemi Penna ci racconta la storia di questo cane che fa la guardia ai nidi di tartaruga caretta. Bellissimo, una giornata con l'unità cinofila di Legambiente per proteggere la specie. E noi proteggiamo anche la specie dei quotidiani, invitandovi oggi, se state fuori, fermatevi, tornate a parlare con il vostro edicolante, il giornalaio, come si diceva un tempo, e comprategli un giornale che poi vi leggete in giorni e giorni, signori, mica da leggere tutto in un giorno. E vi assicuro, è un piacere che troverete nuovamente bello e si legge meglio rispetto al telefonino. Poi magari gli occhiali bisogna metterli lo stesso, ma giurin giuretta fa bene alla salute. La Verità, titolo principale: la Meloni sfida i traditori. Altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani. Su tutti i giornali, io non ve l'ho detto ma non me ne sto occupando proprio, c'è di nuovo Ranucci. Nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba, ad esempio, in prima pagina sulla Verità, tanto per... Va in galera per aver difeso moglie e figlia. Ecco la notizia del giorno su Roggero. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso 2 banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. A 72 anni si costituisce e pagherà milioni ai parenti dei balordi. E sapete, ci sono appelli da varie parti del centrodestra. Chi me la menava sull'euro digitale in questi giorni, oggi deve comprare il quotidiano La Verità, perché c'è Giuliano Zulin, che spesso trovate anche sulle nostre frequenze, che parla di euro digitale. L'euro digitale costerà tanto e farà solo il solletico al dollaro. Maggiori spese per banche ed esercenti. Se volete saperne di più, naturalmente, oggi solo sul quotidiano La
Verità. La maggioranza inciampa ancora, nuova frattura sulle preferenze, chiaramente ripete tutto ciò che abbiamo detto finora, il campo largo ride per non piangere, Meloni non molla e si gioca tutto al Senato e chiaramente ora di sera sapremo se questa legge elettorale arriva o non arriva al Senato e come arriva. Paura in Fratelli d'Italia, pure in Fratelli d'Italia fa paura la sfida di Meloni, guadagnarsi i voti sul territorio. È un articolone di Giorgio Gandola che dice che in Fratelli d'Italia è caccia ai franchi tiratori, anche lì, che hanno affossato l'intento del Premier, premiare il politico che conquista consensi e non più chi vive di rendita. Lollobrigida, alcuni vigliacchetti privi di coscienza civile. Insomma, è un po' tutti contro tutti e chiaramente i giornali enfatizzano, anche se solo uno dice una cosa, enfatizzano di brutto. Pagina 8 invece, lotta ai delinquenti, questo è importante, basta risarcire i ladri e i loro parenti. La scure di Piantedosi e della Lega, posso dirlo, è un toccasana. Il giro di vite del governo in tema di sicurezza è quel che ci voleva. Soltanto il centro-sinistra può frignare davanti a norme sacrosante come il fermo dei minorenni. Schlein, Conte e compagnia stanno con i Maranza? Punto di domanda. Gianluigi Paragone, Scripsit. Valditara sta con gli studenti del liceo Monti e questo è un altro riquadretto che compare un po' su tutti i quotidiani. Ricorderete, a Cesena furono puniti per avere scritto lo striscione "L'Italia agli italiani". Valditara sta con loro e ha mandato anche un'ispezione in quel liceo dove sono stati, tra virgolette, puniti questi ragazzi. Più soldi e tutele alle forze dell'ordine, ricordiamo il secondo rinnovo contrattuale in 1 anno e mezzo per il comparto difesa, ulteriori 200 euro netti in busta paga. Zangrillo, lavoreremo anche sulla previdenza, e queste sono notizie per chi lavora nelle forze dell'ordine. Nessuna giustizia, Ruggero va in prigione, naturalmente i vari appelli e c'è chi lo vorrebbe anche candidare. Interessante, me lo avete detto anche voi negli scorsi giorni, ora lo scrive Paolo Del Debbio oggi sulla Verità, ma il nostro codice penale afferma che la sua reazione, la reazione del gioielliere Ruggero, non è punibile. Gli articoli 52 e 55 parlano chiarissimo. La pressione psicologica invalida il reato. Ne parla oggi solo il quotidiano La Verità, che a pagina 11 parla anche dei medici, i Novax, riabilitati. La vergogna non è riabilitare i medici, ma avere radiato chi salvò delle vite, scrive Mario Giordano. Le opposizioni sbraitano per la norma che punta a reintegrare i dottori rimossi perché in era Covid fecero il loro mestiere invece di lasciare che la gente morisse. La colpa di questi eroi è avere osato dubitare, scrive oggi il quotidiano La Verità, che in taglio basso aggiunge la rivincita delle lavoratrici sospese. Altro caso di amministrativi, 7 donne interdette perché non inoculate, a cui i giudici danno ragione. La ASL di Reggio Emilia costretta a pagare stipendi arretrati e contributi, solo sul quotidiano La Verità. E mentre apro le linee, chi ci ascolta in diretta può chiamare 0292947222, facciamo 2 chiacchiere veloci in diretta. A pagina 19 della Verità, ecco l'euro digitale. 5 motivi per cui parte male, scrive La Verità. Sperimentazione al via dal 2027, selezionati gli istituti pilota, però gli analisti già denunciano le criticità su prelievi e transazioni, necessari nuovi software per carte, sportelli, POS con costi fino a 30 miliardi, ma il portafoglio potrà contenere appena 3.000 euro. Non avete capito niente? Si fa un gran parlare di euro digitale e in pochi però raccontano veramente di cosa si tratta. In pratica, voi intanto chiamate 0292947222,
I cittadini europei avranno un portafoglio virtuale legato a un conto corrente, dove al massimo saranno depositati 3.000 euro digitali, i quali non sono diversi dagli altri euro ovviamente. La differenza si distinguono dalla moneta che usiamo ogni giorno per pagare per il fatto che non transiteranno più dai circuiti americani tipo Visa o Mastercard, bensì da una infrastruttura totalmente europea. E qua cominciano i guai perché bisogna rifare tutto quanto. Qua mi fermo, ma c'è un articolone oggi sulla Verità. 0292947222, ora a parlare ci siete voi. Ciao, Pronto? ciao, Pronto? buongiorno. Ciao, buongiorno, chiamo da Trieste. Allora, se tu leggi lo statuto del 1920, ripeto, 1920 del Partito Nazionale Socialista, era scritto chiaro e tondo che un ebreo non poteva entrare nel partito. Salvini ha letto il mondo al contrario, perché mi sto chiedendo come mai sono tutti meravigliati. Adesso abbiamo Vannacci, ce lo teniamo e farà bene alla destra. Non rompiamogli tanto le palle. Ciao. Grazie, grazie. Chiamate 0292947222. Io vi mando in diretta e dite ciò che volete. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno Femi. Due cose, una velocissima sul voto delle preferenze. Mi ha disgustato il comportamento di questi parlamentari, parlo di questi del centrodestra, che si sono nascosti lì nell'anonimato comportandosi in quel modo. Bisogna avere coraggio delle proprie azioni, bisogna parlare chiaramente, non ci si può nascondere. È da vigliacchi, sono persone che non hanno carattere, meditano solo disprezzo. La seconda cosa, la cultura woke. Leggevo qualche giorno fa Omero, l'Odissea, Elena di Troia, Elena fatta interpretare da un regista, credo americano, fatta interpretare da una donna di colori. Ma quando mai Elena è stata di colori? Ma questa cultura comunista, ma è possibile che addirittura anche queste cose vuole far vedere in un altro modo? È assurdo. Tutto qui. Grazie. Grazie a te. Semplicemente penso che altrimenti quel film non lo avrebbe guardato nessuno. Mattarella faccia un atto di clemenza. Siamo sul Quotidiano Libero a pagina 6 e 7, l'intervista con Matteo Salvini a proposito naturalmente di Mario Roggero che è stato condannato. Dal centrodestra reazioni unanimi di solidarietà. Salvini si rivolge direttamente al capo dello Stato, non merita di stare in cella. Siamo tanti a stare con lui. Gasparri si dice sconcertato, silenzio da sinistra. Chiamate 0292947222. Pronto? Siamo in diretta. Ciao, buongiorno. Sì, ci senti dalla cornetta del telefono, ci ascolti? Dici tutto. Sono Lisetta, buongiorno signor Semmi. Eccoci. Allora, altro argomento, l'ultimo postino, signor Semmi. Oggi voglio parlare di questo, perché l'ultimo postino io l'ho incontrato in televisione, sulla terza rete della RAI, durante una puntata della fiction Un posto al sole. Nella vita reale, signor Semmi, infatti non incontro più postini. Allora, l'impressione, signor Semmi, è che questa azienda, che macina miliardi, dico io, di utili, non fornisca più un servizio, ma sia ormai ridotta a essere un disservizio. Situazione per me insopportabile, facciamo qualcosa se possibile. Nient'altro, la saluto e buona giornata. Grazie, un saluto a tutti i postini, sempre meno...
sempre meno, ma anche perché c'è sempre meno posta da portare, arriva tutto quanto tramite email, PEC e anche le multe. Ormai bei tempi che ti arrivava la multa a casa, adesso se non guardi la casella delle poste, sono sempre sul Libero. Anche qua lo striscione Italia agli italiani, nulla di censurabile. Parola di Valditara. In aula il ministro dice che il gesto degli studenti è condivisibile e ha avviato una verifica sulla sanzione agli allievi. Ne parla anche oggi il quotidiano Libero. 0292947222. Pronto? Sì, ciao Sammy, buongiorno. Prego. Niente, io non sono assolutamente d'accordo, però male lingue, gente che ha la lingua biforcuta, dice che Mattarella assolutamente non darà mai la grazia a questa persona perché non è coinvolta in scandali di pedofilia, in scandali di satanismo pedosatanista e quindi assolutamente non darà mai la grazia per coprire quelli che sono i giri di gente che sta molto molto in alto, quindi Mattarella, essendo molto molto in alto, non darà mai la grazia a questa persona, ma io non sono d'accordo e lo dicono solo malelingue. Allora, io penso una cosa, tu lo sai, è inutile che stanno a diventare matti per le leggi elettorali, eccetera, eccetera. La gente non va più a votare, non li legittima più. Gli italiani sono stufi di legittimare questi burattini che tanto non fanno niente per il popolo italiano se non tradirlo. Quindi la gente non va più a votare, si fa bellamente i cazzi propri e quindi questa gente è inutile che sta lì a impazzire, preferenze, mica preferenze. Se vai il 10-20% a votare è già tanto e secondo me non dovrebbe andare neanche quella gente lì. Grazie Sammy, buongiorno, ciao. Grazie. Sono io naturalmente che ringrazio te, sto per andarmene, ma intanto faccio finta di niente. Se arriva un'altra chiamata 0292947222 io la passo. Il tempo tra le notizie minori, ma che però vi devono far pensare, e io servo a qualche cosa ogni tanto per farvi pensare. Pagina 11 del Tempo, oltraggio a Perugia, extracomunitario fa pipì sull'auto dei carabinieri, il tribunale lo assolve. Ubriaco urina su sportelli e maniglie. L'accusa aveva chiesto 8 mesi, per il magistrato indulgente non è vilipendio e nemmeno oltraggio. Pisciate pure sulle auto dei carabinieri, non succede proprio niente. Meloni ha fallito, apre così Repubblica, perché se vi interessa c'è l'intervista alla Schlein. Quanta arroganza, finito il tempo del governo, a settembre il programma, la Schlein condurrà un programma, ma io sono contento. Attenzione a pagina 7 di Repubblica, il paradosso del Melonellum, la destra ha bisogno del generale. Signori, le proiezioni U-Trend scoprono l'acqua calda con la nuova legge elettorale, ma sinceramente anche con quelle altre, cioè il campo largo ha chance se Futuro Nazionale va in solitaria, ma deve stare nel centrodestra se il centrodestra deve vincere. E sfido io, è sempre gente del centrodestra che si è fatta un altro partito, ma sono scemo io? Boh. Da Sammy Varin è tutto, grazie per il gentile ascolto, ci risentiamo alle 11.